Una scuola corsa è dunque un redare di scuole immersive, come da io uso il nome politico, si vede da mano a sera, sente parla corso e parla corso, poi parla francese, i primi tempi se non sa mica parla corso, ma tutto il mondo la da rispondere in corso. E si sa che su un modello di scuola immersiva, che è quello di nostri amici di Oredane e Scolino, i Waschi di Teasca, i Catarani di La Pressora, gli Occidani di Calandretta, i Brittoni di Diwan, eccetera, eccetera, i nostri amici alsaziani, che usò un modello di produca veramente insieme a già di una lingua, che hanno buonissimi risultati in francese, che praticano il francese ancora più ottimo che un sistema monolingue perché paragoneggiano due lingue e poi in più di questo il linguismo apre a un plurilinguismo, un sistema che parla così francese comincia a paragonare due lingue, non ha nessuna difficoltà a passare all'italiano, proprio perché mica lo spagnolo, e dunque diventa un cittadino di questo mondo multipolario senza dimenticarsi di Vermacuzzo. È una lingua di identità, è una lingua di scambio all'internazionale. E questo veramente i scopi nobili, allora siamo assai felici. Do la parola al Presidente dalla nostra prima scuola in Corsica Sud. E perché una scuola immersiva, una scuola corsa qui in Sarra, perché in comune non ce n'era ancora, e dunque l'idea era dare in base a tempo un'altra esperienza cismontica, di Bastieri, di Puglia, chi viaggia proprio lì, che fa la ridotta casomai, e a tempo un'altra esperienza che tu aumentavi qui, che si faccia da Buono Mare, per Brittoni, Baschi, Occitani, che oramai editano almeno 50 anni davanti a noi e siamo capaci di avere i risultati. Questi risultati, come tu dici, a livelli culturali, ci devi sono capaci di parlare la sua lingua e ci devi allo stesso tempo di comunque dei risultati straordinari nel lingua e dei risultati scolari tremendi.